di Brawl Stars. Oggi faremo seti di potere, le 3 partite di seti di potere più Camp Brawl. Iniziamo dall'ultimo round di seti di potere, cerchiamo di concluderlo nel modo più bello. Un attimo che abbasso. Ok, andiamo in partita. Oggi cercherò di mettere un po' di cose strane, un po' di editing belli. Proverò, comunque più tempo oggi per editare, il tempo fino all'1:30, comunque sto usando alle 11, quindi ce la farò. Questo mette tutti a pushare, mamma mia, però che cattivi. Allora, vai, vediamo tutto, andiamo in pushing. Allora, ora arriverà il push nostro, che sarà per loro quasi la fine. Ho sbagliato io qua. Sto un po' incerto perché sto tryhardando, mamma mia. Perché qui se non si tryharda alla fine del gioco che tutti tryhardano, soprattutto con i Fortnite. Non sto laggando, porco due, sto laggando. Ci sto laggando ancora, malissimo. Allora cerco di andare di là perché sto laggando troppo. Sto laggando male. Non so perché sto laggando. La registrazione si vede. Raga, non fa muovere. Taglio questa parte. Ok, ora non laggo più. Proviamo ora, perché ma questa è persa. Perché non potremmo mai fare un attacco totale, non push, non vincono. Prima persa. Dipende quanto tempo stiamo a fare le partite. Giusto che Colt non lo so usare e non mi piace, dire la verità. Uso Nita, perché comunque Nita l'ho portata varie volte a 21 e quindi mi conviene portarla al 21. Allora, un bull giustissimo, bombardino nel buono. Il genio uno, cosa che sono. Adesso laggano di nuovo. Raga, un attimo che sto ancora un po' laggando. Però i miei compagni non stanno facendo niente in difesa e sono sempre a morire. Persa anche la seconda partita. Proprio season di merda questa, buttata al cesso, ma un sacco di puntate non lo fa. Dipende, perché io vorrei far uscire oggi, però volevo portare oggi quello, vabbè di nuovo laggo, cioè un po' di fuori parlare. Volevo portare quello della presentazione del team, ma non ci sono, quindi pazienza. Un attimo raga, devo interrompere la retta. Non mi fa nemmeno che io non rango più, ma questa è di nuovo persa. Scusate per oggi, ma cosa vuoi fare che non ho fatto bene. Aia, porco due, la fanno. Se laggo pure poi, soprattutto la maggior ragione la fanno. Ora push. Dai, ma porco due, perché mi devi laggare? Se non mi laggava, raga, questa l'ha vinta. Dai che la vinciamo, ulta, madonna, non finisco, 7%, 4, push ragazzi, 2%, non ci credo, dal 2% ragazzi, raga, 2%, un colpo, no, c'ha pure la star power, 9%, dai, no, non mi dico no, vai pushare, push. What push? No. 40!
No, ha vinto, la vincono. La vincono. Virato il colpo e la vincono. Aspetta ancora. No, ho vinto. Raga, però non è giusto sta cosa. Che rimane al 2%. Che rimane al 2%. Non è possibile che ti ho potuto io sta sfortuna. Non è possibile. Campo Broly. Sono con Frank. Speriamo che non laggo perché non voglio andare di certo sotto le 13.000. Non so quello, sono arrivato alle 13.000 coppe. Poi non ho più giocato, ho fatto solo 7 poteri io. Era molto difficile. Per le coppe, ho fatto solo una partita ma ho droppato, io ho detto basta, perdiamo solo coppe. Fino a che sto lag di cacca. Faccio segnare un kick, vabbè, stanno segnando un kick. E andiamo sotto le 13k ragazzi. Siamo sotto le 13k. Perché questo è un video di merda. Devo dirlo, è uscito bruttissimo. 4 sconfitte. Ciò che non dovevano accadere. Ma si è messo il lag, si è messo la sfortuna. E tutti, e gli amici scarsi, e vabbè. Vedi, persone che si fanno autoreti, non è di certo colpa mia. Vedi, non posso terminare il video a 6 minuti e 42, quindi andiamo sotto pure sotto qua. Sopravvivenza. Il 2. Metto bombardino. Sono molto arrabbiato perché comunque sto script qua che mi devi far laggare mentre registro. Guarda, non mi piace, amici scandalosi, non so nemmeno che sta facendo questo, fermo. Ma vedi che un sacco di persone hanno problemi di lag. Dico io, i server non vanno bene. Perché avete l'idea di mettere un Brawl Pass? Sì, dovete aggiungere prima i server prima di mettere un Brawl Pass. Se i server laggano, che senso mi dai? Se mi fai sta cosa, mi dà un senso che tu vuoi mettere cose ma senza aggiustare le cose sbagliate. Poi scrivetemi in questo come di cosa ne pensate. Vedi, da camperà, poi sopravvivenza fa cacare di parte sua proprio, senza nemmeno lo conosciamo. Gente scandalosa che fanno scandali viventi, non si può più giocare perché comunque il Brawl non li fa trovare. Io pusherò le 15.000 quando stanno in team per la season. Questa stagione abbiamo detto che dovevamo pushare nel mio team, non è stato sempre, certe volte mi ho pushato, certe volte no, non so il perché, guarda, o vuoi muori, oh no, aspetta, non ci uccide quello, anzi no, forse sì. Come stavo dicendo, probabilmente non è bellissimo vedere una cosa del genere, per lei che si fanno uccidere da delle stecchine che ti seguono. Persa pure questa partita, c'è 0 coppe perse perché questi ma mi chiudono. Io sì ho il gadget, ma che devo farci? E se non chiudermi, io ho bisogno del mio spot, che devo fare? Cerco di chiudere quelli. Vediamo quelli sotto. E possiamo anche vincere addirittura. Vita questa, cosa vita? Questa vita. Vai, GG. Abbiamo fatto una cosa di cacca, diciamo, perché comunque abbiamo perso le 4 partite, però abbiamo vinto questa, molto interessante. Quindi più 9 e entriamo anche in record, quindi eccezionale. Vi faccio vedere la classifica italiana e mondiale. Ira, vi consiglio fino a quando arriviamo ai 10 minuti. Molto forte Ira, lo conosco, no? Fabio Mera ci ho giocato insieme, è una bestia. Mommy Jordan è un po' polemico, quindi non mi piace più di tanto, sei presa.
è uno dei più forti. Guardate qui, 1314. Questa Sandy, faccio vedere Sandy. Questa, la Sandy, questa l'ha portata a 1454. Sta uno, però non sta in classifica ora, che a febbraio portò il suo Frank a 1533. Lei è molto forte. Allora, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, commentate, iscrivetevi per la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!